il Giro d'Italia è sicuramente una corsa ciclistica sportiva, però è anche vero che è un evento grandissimo e validissimo per promuovere il territorio, e oggi siamo qui proprio a dire questo. Le riprese che faranno la RAI daranno la possibilità di far vedere tutto ciò che c'è in questo territorio, quindi la raccomandazione che noi facciamo anche alla nostra gente è quella di prendere coscienza di ciò che hanno a disposizione e quindi di diventare una terra che fa della cultura dell'accoglienza la prima cosa. Noi dobbiamo puntare soltanto sul prodotto che abbiamo, cioè del prosecco che facciamo in queste zone, ma su tutto ciò che questa terra può dare, e quindi preservarla, averne attenzione. E secondo me il tema del ciclismo abbinato a questo fa passare anche un messaggio sano, se vogliamo, no? di attenzione anche ambientale, di cultura, e questo è ciò che noi vogliamo. Abbiamo proprio stampato in anteprima la bollicina del Giro d'Italia, perché ormai ci siamo, manca poco. Prossima settimana ci sarà questa grande partenza da Bologna, però diciamo che qui a Cadelpoggio, come al solito, siamo quelli più speciali, e quindi abbiamo già stampato lo spumante del Giro. Beh, grazie intanto a questa bellissima iniziativa siamo riusciti a rendere ancora una volta visibili e attuali quelli che sono oggi degli elementi promozionali sicuramente ai nostri territori. Le salite oggi sono diventate, attraverso il cicloturismo, delle cose molto importanti, grazie alle quali riusciamo a trasferire un messaggio importante. Per noi il Giro d'Italia è molto importante sia per la nostra vita in provincia di Treviso e per tutti i ciclisti, professionisti, dilettanti che abbiamo in giro per il mondo. Conosco Cadelpoggio da diversi anni e mi sono innamorato del posto, non solo per la parte ciclistica, ma per la parte, diciamo così, scenografica, un mare verde meraviglioso. E allora ho proposto ad Alberto, che ha accettato immediatamente, di raccontare Cadelpoggio così come la vedevo io, e abbiamo fatto un lavoro insieme a personaggi che vivono del Muro, e penso di aver fatto un buon lavoro, insomma. Almeno l'accoglienza che è stata fatta dalle persone che poi vivono qui è stata molto positiva e sono molto contento.